quella cosa che non era ancora, cioè è stata un'esplosione, l'esplosione di venerdì non me la dimenticherò mai, perché No, ripeto, ragazzi. al gol di McTominay è successo di tutto. Io penso Però penso di aver urlato a casa di mio zio come non ho mai fatto in tutti questi anni, cioè venerdì sera. è stato E- veramente un qualcosa di fenomenale, veramente. Peccato, l'unica cosa è che la festa premiazione allo stadio, diciamo, è finita tardi, perché la gente Oddio. lì è uscita verso l'una, quindi fondamentalmente chi poi è uscito dallo stadio è andato verso casa. Non ha... Ma questo è un po' il rischio, diciamo, il rischio, che è anche stupido dirlo così, è anche un po' quello che accade quando si decide il campionato magari all'ultima giornata e quindi tu la premiazione la devi fare per forza quel giorno, per forza in quel momento, mentre per esempio l'anno scorso, ma 2 anni fa, si poté decidere anche questa cosa, cioè se non mi sbaglio si giocò tipo alle 6 la partita con la Samp proprio per non far finire la premiazione tardi. Vabbè, poi l'anno scorso, cioè 2 anni fa, cazzo, l'anno scorso, 2 anni fa, secondo me, tante cose furono anche troppo forzate, cioè nel senso si volle fare un qualcosa di troppo organizzato, secondo me, per essere a Napoli. Non so se mi Sì, spiego. vabbè, sì, ho Perciò capito. ti dico che io la sento, l'ho sentita di più quest'anno, proprio perché è molto... non è troppo organizzato. È A volte molto